Mattia Galli, numero 8 Giulio Colamarino e numero 13 Franco Moro per Pordenone, numero 8 Federico Franceschini, numero 15 Toni Blascovic, numero 7 Marco Zarca, numero 13 Cristian Sartor e numero 11 Toni Blascovic è il secondo fallo personale. In lunetta per 2 tiri liberi Mattia Galli. Il secondo fallo personale, nuovo viaggio in lunetta per Mattia Galli. Il terzo fallo personale, Carlo Venezia, esce Carlo Alberto Gasparello e per il numero 4 Fabio Cossa.
personale. Al termine del terzo quarto. Quarto fallo personale Franco Moro, che viene prontamente sostituito da Coach Lomari con il numero 12 Davide Crespa. Fabio Cossa.
Gianni Venezia, esce il numero 10 Nicola Bonello, entra con il numero 11 Carlo Alberto Gasparello. Davide Crespan, il terzo fallo personale in un'età per 2 tiri liberi, Carlo Alberto Gasparello. Per Gasparello. Il secondo fallo di Muller, cambio Venezia, esce con il numero 5 Marco Donarò, in un'età per 2 tiri liberi Marco Donarò. Per Marco Zappa, 50 PN, 35 Venezia, 1 minuto e 30 al termine del terzo quarto.
Bassi. Ricordiamo che la gara 2 di questo primo turno di playoff verrà giocata giovedì 10 alle 20:30 a Venezia, al Canareggio, palestra Umberto I. L'eventuale bella, in caso di parità nelle due partite, verrà giocata domenica prossima ore 18 qui al Foro. Vi dicono che la partita non sarà domenica alle 18, ma alle 20:30. Capopiede esce Mattia Galli tra Franco Noro e Claudio Bertomano. Sacca il vaporetto!
sostituito da Andrea Mune, in lunetta per 2 tiri liberi Cristian Santoro. Gasparello con il numero 4 Fabio Coscia. Esce Blaskovic ed entra Carlo Alberto Gasparello. Infrazione di passi per Davide Gaspar. Allora, numero 5 Andrea Mune, time out per Coccio Ferravoschi.
il quarto fallo personale. Dopo il cambio di N esce Crespa e Bondolata in campo Mattia Gallo con il numero 7 con il numero 10 Raffaele Bosio. Vigoretta per tutti i Cristian Santo. Per Cristian Santo.
fallo di Giulio Palamarino, nel tuo Sei 59.
5 61.